Prima giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova fa visita al Real Meda, che all'andata ha espugnato il campo di Via Vermiglia della quarta forza del campionato. Si gioca allo stadio Città di Meda, che vede in campo per la Serie C maschile anche il Renate. Una partita condizionata soprattutto nel primo tempo dal forte vento. Vedete questo calcio d'angolo che Elena Orlando deve sparacchiare così, proprio perché la traiettoria era stata cambiata dal vento. Non succede molto nei primi 20 minuti, ma al primo affondo il Real Meda passa. Coda trova questo ottimo cross per Campisi, che anticipa Alessia Mazzoccato e mette dentro il pallone dell'1-0. Real Meda subito più convinta del Padova, subito in vantaggio. Adesso le biancoscudate devono provare a recuperare con una formazione ancora un po' raffazzonata per via di alcune assenze, soprattutto in attacco, e così ancora il Real Meda in avanti. Questo tiro di Fusi però non crea problemi a Orlando. La seconda parte del primo tempo però è tutta biancoscudata. Qua Marianna Fabruccio controlla bene il suo destro e parato in due tempi dal portiere. 35esimo minuto, una grandissima occasione per il Padova. Brava Laura Peruzza a liberarsi un avversario, poi far partire questo bolide con il sinistro che scheggia l'incrocio dei pali vicinissimo al pareggio il Padova. Poi l'ultima occasione del primo tempo, sempre questo calcio d'angolo per il Real Meda parato da Elena Orlando. Secondo tempo il Padova cerca di rendersi pericoloso, ma non trova quasi mai lo spazio per liberarsi al tiro, e così il Real Meda ad avere le occasioni migliori, ancora con Coda che sfiora il palo. Si arriva alla metà del secondo tempo, c'è questo tiro dalla distanza che colpisce il palo di Molteni. Siamo già al 90esimo, guardate questa occasione per il Padova con Marianna Fabruccio molto generosa ma poco lucida all'interno dell'area di rigore, così in pieno recupero sfiora il 2-0 il Real Meda con questa traversa di Coda. Finisce quindi 1-0 per il Real Meda contro il Padova, seconda sconfitta consecutiva per le biancoscudate, che la settimana prossima proveranno a rifarsi in casa nel derby contro il Marcon.